ha pensato bene di fare? La scuola materna. Animiamo le recite, cantiamo, balliamo e nasce Geniattori, che non si sa se sono attori geniali, se sono genitori attori, se sono genitori geniali. C'è di tutto in quel nome, in quanto per essere genitori ai giorni d'oggi bisogna essere geniali, bisogna essere attori. Perché bisogna essere geniali per essere genitori oggi? Perché per essere genitori bisogna avere almeno a mio modo di vedere, bisogna sempre avere delle trovate per rendere adatto il messaggio che si vuole trasmettere, per divertire e per avere un clima sereno in casa. Siamo tornati in studio con noi un altro geniatore della scuola materna di Dolo, Monica Gasparini. Sì. Mamma. Come è nata questa adesione a questa esperienza? Allora, io 3 anni fa, perché è il terzo anno che partecipo e purtroppo l'ultimo, che i bambini crescono velocissimamente. 3 anni fa lessi un cartello appeso fuori che ci sarebbe stata una riunione una sera per poter partecipare a una sorta di recita fatta dai genitori per i bambini. Mi incuriosì tantissimo perché ho detto i genitori che recitano per i bambini deve essere una cosa... Di solito sono i bambini che recitano per i genitori. Esattamente. Andai e mi trovai dentro. Improvvisamente, senza nemmeno quasi saperlo e aspettarmelo. Ci fu questa riunione, si discusse di che cosa si sarebbe fatto e letto un copione, sempre fatto da Andrea, bravissimo secondo noi perché riesce a trovare una parte per tutti e riesce a fare delle cose da divertirsi tantissimo. Lo lessi e mi venne proposta una parte e accettai. All'epoca era Peter Pan e feci Gianni, uno dei fratellini, e devo dire che oltre ad essermi divertita tantissimo è stata un'esperienza molto emozionante, è stata un'esperienza in cui abbiamo trovato nuovi amici, perché tra i genitori che di solito si conosce i genitori della propria classe, abbiamo conosciuto genitori delle altre classi, dei più grandi, dei medi e di grandi, e abbiamo instaurato una bella amicizia anche tra di noi e quindi è stato positivo anche sotto questo punto di vista. Eccoci insieme con un altro genitore di questa compagnia teatrale Geniattori di una scuola materna di Dolo, una scuola privata, genitori che recitano per i propri bambini, hanno messo in scena la favola di Pinocchio, ma non è solo una interpretazione in prosa, cantano, ballano, un'interpretazione come abbiamo sentito anche dal regista, dallo sceneggiatore di queste favole, molto animata, molto attualizzata. Abbiamo sentito le testimonianze anche di una mamma, qui abbiamo un'altra mamma che è Silvia Mearelli. Esatto, buongiorno e benvenuta. Non è neanche facile riuscire a fare questo tipo di iniziative come quella che fate voi in una scuola materna. Volevo chiedere a lei qual è il rapporto con le insegnanti? Viene ben visto questo elemento aggiuntivo? È un elemento di formazione, un elemento di divertimento? Viene strutturato, pensato, ideato insieme alle maestre? Le maestre sono parte integrante? Volevo un po' capire anche in un momento di crisi economica il fatto che dei genitori avviino delle attività è una manna dal cielo dal mio punto di vista, ma è realmente così? Cioè, come funziona? Tra la scuola e il gruppo dei geniatori c'è una bellissima sinergia. Le maestre sono state le prime a proporci questa cosa ed è una cosa bellissima.